Buonasera a tutti. Leggendo le poesie di questa raccolta di Massimo Barilla, mi viene voglia, una voglia struggente, di leggere a voce alta. Tutta la poesia si dovrebbe leggere a voce alta, è vero, perché la poesia non è una raccolta di pensieri, anche se è fatta di tanti pensieri. La poesia è fatta di parole, di suoni ai quali noi abbiamo dato dei significati, significati ai quali noi abbiamo dato dei suoni, dei nomi, ma soprattutto suoni. Perché la poesia è certamente questa lunga poesia in 22 momenti di Massimo Barilla, è un susseguirsi di parole, di suoni, di voci, di ritmi, di tensioni fra dimensioni diversi, fra momenti, fra espressioni differenti, un susseguirsi di sentimenti, emozioni, contraddizioni. La poesia di Massimo Barilla è la celebrazione della pluralità, delle possibilità. I suoni diventano possibilità di significato. Il suono crea significato. Il significato diventa suono, diventa voce. Il vociare di Lucori imbambulatu. Per questo la poesia è da leggere a voce alta. Non è un caso che la parola voci, esattamente come la diciamo noi in maltese, voci, si sente 14 volte in questi versi. La me voci, le voci di domani. Il maltese voci è singolare. Il plurale prende un suffisso di origine araba, iet. Voci diviene vuciet. Ecco il miracolo delle voci che si intrecciano nel nostro Mediterraneo. Il vuciet dal Mediterrantana. Prendo le ossa di Crita e mi trovo, senza preavviso, senza difese, a vivere momenti lontani, momenti altrui, conversazioni di altri che si trasformano in segreti miei. Mi trovo ad abitare altri spazi che diventano spazi miei. E soprattutto l'attenzione creata dalla metafora che crea queste possibilità, queste esperienze sulla mia pelle. Il tempo è ancora animale vivo, impegnato nella caccia, libero da ogni laccio. Comincio a ricordare anch'io il fiato lasciato più indietro, chiamarmi da lontano, la guerra che raccontano i padri, il guerra li raccontavo il misseriet. Quando scriviamo, ma anche quando leggiamo, la poesia ci spoglia, ci mette davanti l'ustrazio da vita. Ogni parola è una confessione, una dichiarazione di debolezza, di contraddizione. Ogni parola rivela inquietudini che avevamo tenuto al guinzaglio, ansie che avevamo lasciato a casa quando siamo uscite che avevamo deciso senza neanche pensarci di non fare. La poesia sconvolge tutto questo. Massimo Barilla sconvolge tutto questo. Ed anche se la poesia non è autobiografia, è spesso intimità. La poesia è un essere che ci trascina con le sue voci, i suoi ritmi. E vorrei lasciarmi andare come il mare sotto il temporale.
Le poesie di Massimo sono un susseguirsi di suoni e un atto di grandissima umanità. Nell'aria fresca di questa poesia le cose sono più vive di sempre, i colori spargono colpi di luce che tagliano l'anima. Mi sarebbe davvero piaciuto essere lì con voi questa sera, a sentire le voci di questa poesia struggente di Massimo Barilla, vicino al mare che ribolle di fronte al faro, il mare inquieto che confonde la strada alle onde, la via per la riva, il mare che dà voce, muta, ai ritmi inesorabili che ci trascinano. Buona serata a tutti.